Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di oggi. Vogliamo sapere perché l'appello della famiglia di Simona in lacrime dopo la morte della giovane pallavolista trovata senza vita in piscina durante una festa di laurea. La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Giornalista si frattura la gamba a Stromboli e viene trasportato in moto ape alla pista dell'elisoccorso. Il presidente Schifani dispone un'ispezione. Carenze igieniche, gravi irregolarità in un bar-ristorante della zona di Piazza Europa a Catania, multe per oltre 20.000 euro, sospesa l'attività e denunciato il titolare. Entra in funzione il dissalatore di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti voluti dalla Regione contro l'emergenza idrica. Produrrà inizialmente 50 litri di acqua al secondo. Barocco e contemporaneità, il Val di Noto si afferma come nuova destinazione culturale e creativa che affascina il mondo. Calcio, il Catania conclude il ritiro di Norcia con il test vinto 6-1 contro una formazione di Serie D. Il Trapani torna ad allenarsi a Valderice, il Siracusa proseguirà il ritiro in sede. Ancora ben trovati, vogliamo sapere perché è morta. Sono distrutti, sono in lacrime i familiari di Simona Cinà, chiedono di conoscere perché la ventenne è morta durante una festa di laurea a Bagheria. Intanto la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Marco Gullà. Cosa è successo? Perché è morta in una festa? Perché? Vogliamo sapere solo cosa è successo a mia figlia. Il volto tirato, la voce spezzata dalle lacrime, un dolore che si ripete come un mantra disperato. Voglio sapere cosa è successo. La madre di Simona, la ventenne morta in una villa di Bagheria, chiede chiarezza sul decesso della figlia. Piange disperato il papà della ragazza. Non è normale che non c'era solo bottiglie d'acqua, la piscina pulita. Siamo stati chiamati, anzi noi abbiamo chiamato alle 4:45, mia moglie ha chiamato perché ancora non ci chiamava nessuno. Abbiamo chiamato per caso sentito tutto ciò. Accanto ai genitori ci sono Roberta e Gabriele, sorelle e fratello di Simona. Le loro dichiarazioni vengono interrotte dal pianto, dalle lacrime di una morte misteriosa. Quando abbiamo capito che l'avevano trovato a testa supina, quindi con la faccia verso l'alto, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Pure perché Simona non era annegata, probabilmente, dato che era con la faccia in su. Ascolta le cose strane. Siamo arrivati, non c'era niente, era tutto pulito. Zero alcol in giro, nulla. La festa con tantissime persone, erano 80 persone, non c'era niente che potesse essere chiamato festa, c'era ancora il DJ set e basta. Molti punti non convincono né la famiglia e né il legale che dice riteniamo anomalo il mancato sequestro della villa in cui è morta Simona Cinà. La console è stata rimossa dopo poche ore perché pensate la villa va affittata per un'altra festa. 13 arresti, 31 denunciati, sanzioni amministrative per oltre 73.000 euro e il sequestro di quasi 23.000 euro. Il bilancio di una vasta operazione di polizia contro la criminalità cinese, ribattezzata Alto Impatto. Scoperte decine di banche abusive per il riciclaggio. Il blitz ha interessato 24 province, tra queste anche Catania. E proprio a Catania la polizia ha sequestrato una casa di prostituzione situata nel centro storico della città, gestita proprio da una cittadina cinese che favoriva all'interno l'esercizio della prostituzione da parte delle connazionali. La donna è stata denunciata. Il provvedimento è scaturito da un'articolata indagine condotta dalla squadra mobile. Un'altra perquisizione è stata portata a termine in un'abitazione di Ragusa dove sono stati trovati numerosi profilattici, gel corpo e appunti riportanti cifre e numeri di telefono. Un giornalista si frattura il femore a Stromboli, ma l'ambulanza non c'è, non funziona, è guasta, e così per trasportarlo in pista, nella pista dell'elisoccorso si è usata una moto ape. Il presidente Schifani ha disposto così un'ispezione. Francesco Triolo.
Scatta l'ispezione a Stromboli dopo l'episodio verificatosi nei giorni scorsi sull'isola al giornalista Francesco Viviano, un caso che ha suscitato eco mediatica dopo il racconto dello stesso Viviano sui social. Caduto a Stromboli e rimasto con una frattura al femore, è stato trasportato su una moto Ape all'elisuperficie dell'isola a causa dell'assenza dell'unica ambulanza fuori uso da mesi, quindi l'arrivo in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha chiesto all'assessore alla salute Daniela Faroni di avviare un'ispezione presso la struttura ospedaliera e l'assessore ha incaricato il dirigente generale del DASOE, Giacomo Scalzo, di attivare immediatamente le verifiche del caso. La commissione ispettiva si è insediata questa mattina al Papardo per accertare le ragioni della lunga attesa, circa 4 ore, prima del trasferimento del paziente al Policlinico, dove è stato successivamente operato. Se Schifani annuncia che si farà di tutto per accertare le responsabilità e prevenire episodi simili, soprattutto nelle isole minori, l'assessore Faraoni ammette le difficoltà logistiche dell'isola di Stromboli, dove un normale mezzo di soccorso non può transitare. A settembre è prevista la consegna di un veicolo speciale già acquistato dall'ASP di Messina per garantire trasporti in sicurezza. La moto Ape ambulanza di Stromboli non è che l'ultimo scandalo di una sanità allo sbando, ha detto il deputato dei 5 Stelle Antonio De Luca, e non certo per colpa di medici e operatori sanitari che si fanno in 4 per tenere a galla una nave palesemente alla deriva. De Luca ha ricordato anche il caso della frattura alla gamba trattata all'ospedale di Patti con il cartone, dell'uomo morto a Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di intervento chirurgico, delle lunghe liste d'attesa. Sporco e con cibo avariato, multato un bar-ristorante di Piazza Europa a Catania. Sentiamo Eva Spampinato. Probabilmente gli ispettori, quando sono entrati per il controllo all'interno di un bar-ristorante in zona Piazza Europa a Catania, non immaginavano di trovare una situazione così critica. Una task force ha passato al setaccio il locale riscontrando gravi irregolarità. Le sanzioni superano i 20.000 euro. Tra le violazioni, cartelli obbligatori assenti, occupazione abusiva del suolo pubblico, musica senza autorizzazione e 2 lavoratori in nero. Ma la situazione peggiore l'hanno riscontrata nel laboratorio collegato al locale, di cui è stata disposta la sospensione per carenze igieniche. Sequestrati e distrutti 190 kg di alimenti privi di tracciabilità, alcuni scaduti e con muffa. Altri 6 kg di carne e pesce non idonei sono stati eliminati sul posto. Il titolare è stato denunciato anche per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Controllata anche una gastronomia vicina, qui solo sanzioni minori per un totale di circa 1.000 euro. Ha cominciato a produrre acqua potabile il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti strategici realizzati dalla Regione per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia. Sono stati inizialmente immessi in rete 50 litri al secondo di acqua dissalata a servizio della città di Agrigento. Gradualmente l'impianto avrà un progressivo aumento della produzione di acqua fino a 100 litri al secondo. Per la realizzazione dei 3 impianti, oltre a quello di Porto Empedocle, devono entrare in funzione quelli di Gela e Trapani. La Regione siciliana ha messo a disposizione 110 milioni di euro. E la Sicilia si afferma come una delle destinazioni più ambite nel 2025. Taormina, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa in vetta. La provincia di Ragusa registra una buona presenza turistica, ma si trova davanti a delle sfide. Veronica Barberino. Arte, cultura, enogastronomia e strutture alberghiere di qualità. Cresce per le vacanze la domanda di esperienze personalizzate e servizi impeccabili da parte dei viaggiatori e la Sicilia si afferma una delle destinazioni più ambite del 2025. In testa Taormina, regina del lusso con boutique hotel e resort da sogno. Seguono Palermo con la sua storia, Catania con il suo centro e l'Etna che la guarda dall'alto, Agrigento e Siracusa con le loro bellezze architettoniche e artistiche. E in provincia di Ragusa si punta su barocco, territorio e ospitalità esperienziale. È un'offerta turistica lenta che cerca di far vivere quella che è l'essenza del sud-est della Sicilia, quindi con il suo barocco, con le sue emergenze naturalistiche, con le sue attrazioni culturali, ma anche con le produzioni enogastronomiche, le ricette locali, i luoghi di Montalbano. Noi stiamo lavorando per organizzare sempre meglio le azioni di promozione
promozione e attrarre nuovi flussi di turismo consapevoli e interessati ad approfondire quelle che sono appunto le attrazioni di quest'area. Nonostante gli sforzi su una programmazione di qualità, gli operatori ragusani del settore lamentano infrastrutture carenti, scarsa presenza di strutture top level e poco personale formato. Resta comunque una Sicilia che guarda al roseo futuro, secondo i dati sugli introiti derivati dalla tassa di soggiorno dell'anno scorso. Oltre 40,5 milioni di euro di incasso posizionano la nostra isola in vetta tra le regioni d'Italia. E adesso andiamo in Val di Noto, che si afferma come nuova destinazione culturale e creativa, dove il fascino barocco incontra le tendenze contemporanee tra feste internazionali, art, design e movimenti inclusivi. Ma sentiamo Eva Spampinato. Torniamo tra poco. Siamo tornati in studio dai fondali di Ispica. Riemerge un antico relitto greco al largo di Santa Maria del Focallo. Orazio Longo. Un altro tassello della storia del Mediterraneo riaffiora dai fondali della Sicilia, al largo di Santa Maria del Focallo a Ispica, nel Ragusano. Un relitto greco a 6 metri di profondità, databile tra il VI e il V secolo a.C., a testimonianza di come la nostra isola sia stata centrale negli interessi del Mediterraneo sin dall'antichità. Ecco nelle immagini l'intervento dei sommozzatori durante la 6ª campagna di archeologia subacquea condotta dall'Università di Udine e dalla Soprintendenza del Mare della regione siciliana. Oltre alla struttura della nave, le ricerche hanno permesso di recuperare l'albero, ceramiche a figure nere, un piccolo unguentario con incisa in lingua greca la parola nau, nave, e un pezzo di cima utilizzata a bordo dell'imbarcazione. Ottimo lo stato di conservazione, i resti della nave, inizialmente sepolti da uno strato di sabbia e massi, sono stati portati parzialmente alla luce a partire dal 2024. La nuova campagna ha permesso di avanzare allargando la trincea di scavo fino al totale esaurimento del deposito. Ciò ha consentito di individuare altre parti dell'ossatura della nave, fra cui il paramezzale, una trave che tiene le costole dello scafo, e una delle sue 2 ruote. Le operazioni si sono protratte per 5 settimane e hanno permesso inoltre di documentare i resti attraverso rilievi diretti e riprese fotogrammetriche con la realizzazione di un modello tridimensionale. Le ricerche rientrano nel più ampio progetto di collaborazione scientifica Caucana Project. Quello di Ispica si aggiunge ai relitti Marausa 2, a quello delle colonne di Taormina, Gela 2 e ai reperti sommersi di Ustica, che vedono il regista Martin Scorsese lavorare al suo Shipwreck of Sicily, docufilm sui resti subacquei individuati e scavati dalla soprintendenza. Come una celebre soap statunitense degli anni '80, Dynasty è il nuovo libro di Mario Giordano, racconta di 4 potenti famiglie del capitalismo italiano, dal loro boom al declino, tra lussi e intrighi. Lo ha presentato a Modica Veronica Barbarino. Lotte per l'eredità, orecchini da 78 milioni di euro, le spie, quadri nascosti e tesori portati all'estero, evasione fiscale per milioni di euro e famiglie che si arricchiscono sulle disgrazie degli italiani. Non sono gli elementi fantasiosi di un romanzo, ma la storia di 4 ricche famiglie italiane. Le racconta Mario Giordano nel suo libro Dynasty, presentato a Modica all'interno della rassegna letteraria Scenari. Come una celebre soap statunitense degli anni '80, dal loro boom al loro declino, tra lussi e intrighi, il nuovo libro di Mario Giordano racconta della famiglia Agnelli, Benetton, Del Vecchio e De Benedetti. Quelli che negli anni passati si diceva il grande capitalismo familiare, quello che doveva condurre l'Italia, invece in un difficile passaggio generazionale si vede la decadenza dei costumi e dell'economia, per cui si vedono famiglie sempre più ricche che però si arricchiscono sulle disgrazie del paese, non più facendo crescere la ricchezza, cosa che è giusto che gli imprenditori facciano, mentre qui ci sono delle ricchezze che continuano ad aumentare mentre le fabbriche chiudono, i negozi chiudono e il paese è in difficoltà. Basato su fatti di cronaca, Giordano dimostra come queste famiglie abbiano non solo un tracollo economico, ma anche di valori. La lite d'eredità degli Agnelli, il comportamento dei Benetton col crollo del Ponte Morandi, e quindi c'è una decadenza non soltanto dei valori economici, famiglie che sono cresciute anche con i soldi dei contribuenti italiani che poi si comportano così, ma che danno anche una lezione molto lontana da quello che ci saremmo aspettate. Finiscono quindi le dinastie e iniziano le soap all'italiana, in cui si evidenzia un dramma morale dietro l'apparenza del successo, che sacrifica memoria, famiglia e dignità in nome di una sconfinata avidità. Ci fermiamo ancora in chiusura di telegiornale, ci occuperemo del calciomercato delle siciliane.
Eccoci al calcio, il Catania finisce il suo ritiro a Norcia con una vittoria in amichevole per 6-1 e adesso guarda al mercato. Il Trapani è un passo dal centrocampista d'ausilio, cambio di programma per il Siracusa, ma sentiamo Sergio Colosi. 6-1 per il Catania, l'amichevole con la formazione di Serie D del Monte Spaccato che ha concluso il ritiro di Norcia. 3-4-2-1 di Toscano, con Dini in porta, difesa con Di Gennaro centrale, ai lati Pieraccini e Celli, interni di centrocampo Corbari e Quaini, esterni Casasola e Donnarumma, sulla tre quarti Lunette e Cicciarelli, con forte punta centrale. A riposo tra gli altri Di Tacchio, Luperini, Stoppa e Rolfini. Nel primo tempo, dopo il vantaggio laziale di Colasurdo al 24esimo, pareggio di Cicciarelli 2 minuti dopo. Sorpasso rossazzurro prima del riposo con forte su rigore e lunetta tra il 42esimo e il 43esimo. Nella ripresa il Catania cambia 10/11, confermato solo Guaini. Doppietta di D'Andrea a segno al 9 e al 13esimo, rete di Raimo al minuto 35. 3 giorni di riposo, giovedì la ripresa della preparazione in città, domenica prossima amichevole al Massimino in occasione della presentazione della squadra ai tifosi. Sul mercato Pastore lavora su centrocampo e attacco per un definitivo salto di qualità, operazioni da concludere dopo la partenza dei calciatori in esubero che non rientrano nei piani di Toscano. Il Trapani, vicino al centrocampista Michele D'Ausilio, riparte da Valderice per la seconda fase del ritiro, mentre il Siracusa, annullata la sede di Canicattini, proseguirà ad allenarsi al De Simone. Gianluca Contini, ex Virtus Verona, guiderà l'attacco azzurro insieme a Giuseppe Guadagni. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque finisce qui questa edizione di Sicilia 24. Il nostro prossimo appuntamento alle 14. Vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Orazio Longo. A tutti una buona giornata.